Obiettivo: rilanciare il trasporto pubblico. Luca Zaia punta su un ritorno a pieno regime e piena sicurezza di treni e autobus e Vicenza coglie al volo l'occasione per dar manforte al presidente veneto. Le attuali normative anti-Covid e sul distanziamento sociale ad oggi non ci permettono di utilizzare il trasporto pubblico locale a pieno carico. Questo chiaramente purtroppo crea dei disservizi agli utenti, disservizi che saranno maggiori con l'inizio dell'anno scolastico. Il rischio è che molti studenti restino a terra di fatto creando degli assembramenti alle fermate. La partita è aperta, soprattutto in vista di settembre con la ripresa delle scuole e col pericolo di una nuova ondata di coronavirus. Il rilancio del trasporto pubblico a pieno regime e piena sicurezza potrà rappresentare addirittura una forma di tutela e garanzia per evitare assembramenti. Per questo motivo noi come Comune sosteniamo la proposta della Regione del Veneto avanzata al Comitato Tecnico Scientifico di Roma per far tornare gli autobus a pieno carico, chiaramente con l'obbligo e l'utilizzo della mascherina, questo per offrire un migliore servizio agli utenti e per evitare soprattutto anche gli assembramenti degli studenti alle fermate.